Abbiamo ottenuto un risultato storico. Secondo le aziende costruttrici non ci sono paragoni in Europa, nella storia d'Europa, nella realizzazione così rapida di infrastrutture così importanti per il nostro territorio e per i nostri concittadini. Questa è un'area nuova, anzi dobbiamo ringraziare chi ci ha concesso quest'area, in questo caso Enel, dall'altra parte quindi a Gela, Eni. Devo sottolineare quindi come il governo sia tutto impegnato e anche le aziende di Stato siano tutte impegnate nel contribuire a risolvere questo enorme problema, un problema storico che sottolineo deve essere risolto nei prossimi anni. Con l'Igela siamo andati giusto oggi a verificare lo stato dell'arte e già nei prossimi giorni ci saranno delle analisi ulteriori. Per quello di Trapani francamente dobbiamo ragionare. A settembre apriremo anche quello di Trapani. Ma quando si porta acqua ai nostri concittadini che purtroppo fino ad oggi hanno vissuto in una situazione per la quale sono costretti ad avere razionamenti d'acqua, che ci siano delle paure legate a un impianto simile, francamente lo ritrovo incomprensibile. È evidente che i signori del no ci sono dappertutto, io vengo dal Ministero delle Infrastrutture, quindi si figuri, oramai siamo abituati a qualunque cosa. Se ci sono delle necessità, dei suggerimenti, dei consigli da parte di associazioni, di enti civici, da parte delle amministrazioni comunali, chiaramente sfido chiunque a dimostrare che il commissario per l'emergenza idrica non sia disponibile e disposto ad attuare tutte quelle iniziative necessarie a condividere al meglio quella che è un'infrastruttura che però è fondamentale per questo territorio. Di fronte a qualche persona che legittimamente dimostra e palesa la sua avversità rispetto ad impianti idrici come questi, noi stiamo dando da bere a circa 1.600.000 siciliani. Facciamo il commissariamento all'approvvigionamento idrico primario, cioè con Sicilia Acque si sta cercando di aumentare la quantità di acqua disponibile, anche perché con questo ci permette la cabina di regia regionale poi di fare tutte le sue programmazioni e permettere di arrivare anche a settembre e ottobre in sicurezza. È chiaro che soprattutto in alcune zone, a macchia di leopardo in tutta l'Italia, non solo in Sicilia, in tutta l'Italia, ci sono ancora troppe dispersioni della rete idrica. Ricordo a tutti che da dove è partito il ciclo idrico integrato, chi sta seguendo le leggi da 10 anni a questa parte ha ridotto le perdite, pur invecchiando le reti, ha ridotto le perdite anche del 30%. Quindi il sistema c'è, esiste, si chiama ciclo idrico integrato, dove c'è un ente che deve gestire una tariffa pagata dai cittadini, che siamo sicuri che quella tariffa venga usata solo ed esclusivamente per l'idrico, dove c'è un controllore, ARERA, che è un'autorità di controllo. Dove è cominciata questa cosa funziona tutto molto bene. Guardate, a macchia di leopardo in tutto il paese, non solo in Sicilia, dove abbiamo delle crisi non abbiamo il sistema idrico integrato decollato in maniera perfetta. 2 o 3 motivi. Il primo tecnico, cioè dove sono stati progettati, costruiti gli impianti sono stati abbandonati dopo pochi anni. Siamo andati a verificare e ci sono dei problemi di attingimento dell'acqua di quelle zone per causa di fondali e quant'altro. Qui avevamo già un attingimento che aveva dato ottimi risultati all'Enel in 20 anni, perché avevano un piccolo impianto che utilizzavano per la centrale, quindi eravamo sicuri. Vi ricordo che avevamo solo 6 mesi di tempo per fare gli impianti, quindi non potevamo trovarci di fronte ad avere dei problemi tecnici. Secondo problema, che è un'opportunità, costruire un impianto qui di dessalazione qui voleva dire anche arrivare molto prima alla rete di Porto Empedocle, prima di arrivare alla rete centrale, quella che poi arriverà anche ad Agrigento, e così riusciamo a fornire acqua anche ai cittadini di Porto Empedocle.